Oggi sono nel punto in cui il lago di Garda si stringe, fino a diventare fiume e scorrere a sud, verso la città di Mantova e il fiume Po. Da qui parte una bella pista ciclabile che per 40 km segue il corso del fiume Mincio e collega appunto la città di Peschiera del Garda a quella di Mantova. Questa è Italian Travel. Benvenuti a Peschiera del Garda. Una delle zone più suggestive di Peschiera del Garda è quella del ponte pedonale che attraversa il canale esterno della fortezza antica, all'altezza di Porta Brescia. Mi trovo sopra Porta Brescia, l'antico ingresso occidentale alla fortezza. Il centro storico di Peschiera del Garda sorge sopra un'isola, che nel tempo è stata dotata di mura difensive e di bastioni per garantirne la sicurezza. La città di Peschiera del Garda, insieme a Mantova, Verona e Legnago, fa parte di un quadrilatero difensivo voluto dagli austriaci. Un antico camminamento di ronda che unisce i bastioni è ancora percorribile. Non perdetevelo perché percorrerlo vi garantirà una visuale bellissima su tutto l'intorno di Peschiera del Garda e vi permetterà di apprezzare degli scorci che diversamente vi perdereste. Entrati nella rocca e seguendo la cinta muraria oltre il bastione Tognon, si giunge al porticciolo dove partono le escursioni in barca intorno ai bastioni e alle mura della fortezza, ed escursioni dirette alle principali località del lago. Proseguendo si giunge alla vecchia palazzina di comando, comunemente nota come palazzina storica. È qui che dopo la disfatta di Caporetto venne organizzata la gloriosa resistenza sul fiume Viale. Al suo interno la sala dove l'8 novembre del 1917 Re Vittorio Emanuele III e gli alleati si riunirono per lo storico convegno di Peschiera. Quella sala è ancora lì da 100 anni, rimasta inalterata. Il giro delle mura della città fortificata porta al Ponte dei Voltoni, dai bellissimi archi in cotto, affacciato sul canale di mezzo dove sostano ordinate le imbarcazioni dei pescatori di Peschiera del Garda. Dall'altra parte del ponte si può anche ammirare l'isolotto, dalla vegetazione rigogliosa, oltre il quale le acque del lago si versano nel fiume Mincio. Se vi fermate a Peschiera del Garda più giorni, vi consiglio di passare un po' di tempo in uno dei tanti parchi tematici che hanno contribuito a rendere famosa questa località. Ce ne sono molti, ma i più famosi sono Gardaland, che offre diverse attrazioni, giostre, montagne russe, spettacoli e anche molti ristoranti e persino 2 hotel. Se invece preferite potete optare per Caneva World. Avete a disposizione un parco acquatico con diverse piscine, attrazioni, scivoli e zone relax. Oppure Movieland, un parco tematico dedicato al cinema con stuntman e attori che metteranno in scena delle divertenti opere per farvi rivivere la magia di Hollywood. Se invece preferite rilassarvi in spiaggia, anche qui le opzioni non mancano. A 1 chilometro dal centro di Peschiera, tornando in direzione di Sirmione, la prima spiaggia che si incontra è quella dei Cappuccini. La trovate dopo il porticciolo, in fondo al lungolago Mazzini. L'accesso alla spiaggia è libero e si possono noleggiare lettini, ombrelloni, pedalò e c'è anche un ristorante. Inoltre i bambini possono divertirsi al parco giochi con scivoli, altalene e tappeti elastici. Proseguendo un altro chilometro nella stessa direzione si arriva alla Braccobaldo Beach, anche questa dotata di tutti i servizi, ed è inoltre una delle prime spiagge nate in Italia dove è permesso portare il proprio cane.
Ma oltre all'importanza storica, alle spiagge assolate, alla vicinanza ad alcuni dei più conosciuti parchi tematici di tutta Italia, bisogna dire che Peschiera del Garda è oggi un centro turistico molto frequentato. Alberghi, campeggi, seconde case sono letteralmente presi d'assalto dagli oltre 800.000 turisti che ogni anno visitano Peschiera. Si stima che durante i mesi estivi la popolazione di Peschiera sia più del doppio rispetto a quella composta dai residenti abituali. Tantissimi sono gli eventi e le manifestazioni che vengono organizzati nel corso dell'anno. Festival con artisti di strada, la regata velica, itinerari alla scoperta delle cantine e della produzione del vino, il Palio delle Mura, con la gara di voga alla Veneta intorno alle mura della fortezza, spettacoli pirotecnici dal Ponte dei Voltoni, raduni automobilistici e molto molto altro. E in un posto del genere chiaramente non possono mancare ristoranti, negozi, locali, bar, pub e quanto altro. Il centro storico di Peschiera ne è pieno e le sue strade sono animate ad ogni ora del giorno da turisti e residenti. E questa era Peschiera del Garda, noi abbiamo finito. Io vi vado a mangiare un bel piatto di tortellini di Valeggio, voi mi raccomando iscrivetevi al canale per vedere altri video, mettete un bel pollicione in su se vi è piaciuta Peschiera. Come sempre in descrizione vi lascio dei link e delle informazioni utili, se avete dei dubbi, delle domande, qualsiasi cosa, nei commenti sotto. Italian Travel, alla prossima!